Po ben, il faraon ha là diciotto a fur un uomo di esperienza e di sentimento che può dire il comando di tutto l'Egitto. Il faraon ha là di mettersi in vore e ha là di nominare sorestanze perché il conto in tutte la regione. Dai 7 anni di abbondanza, la terra dall'Egitto e ha di mettere di bande la quinta parte. Tutte le robe di questi sanadi sbuinis le tireranno d'onge e ingrumeranno il formento sotto il comando del faraon. Ammetteranno la robe test citas un tanto di vuote. Queste robe si sarà discorte alla tiere per i 7 anni di miserie che plomberanno sulla tiere dall'Egitto, e la tiere non sarà fruciade per colpe di miserie. I ragionamenti plase al faraon e aduci 6 ufficiali, e il faraon urdisea i 6 ufficiali. Dula podino ciatà un compagno di chest, che vedi con sé il spirito di Dio? Allora il faraone disea a Iosef: dal momento che Dio ti ha fatto conosci tutti questi robis, non de nessun che vedi la tua intelligenza e il tuo sentimento. Po ben, tu saras tu il sorestante dal mio palazzo, e tutto il mio popolo alvarà di stai i tuoi ordins. Io o sarai più leal di te, dove parviede me sente. I dise il faraone a Iosef: ve, io o mettes tos mans tutte la tiere dall'Egitto. E il faraon si già va dal deet l'anel e lo mettete al deet di Iosef. Lo rivestì di fil dal pluifin e mettete tor dal quel la collana d'auro. Lo fase montare sul ciarplo biel che aveva dopo dal so e aberlavin davanti lui a brec. E così al diventà sorestante di tutta la regione dall'Egitto. Il faraon gli disse a Iosef: il faraon o so io, ma però cence il tuo ordine, nessuno il poter alcià, né la man, né il pit, in tutto l'Egitto. E il faraon gli mette non a Iosef Sofnat Paneach, e i fasecioli a Senat, figlie di Potifere, predi di On. E Iosef al visità tutta la regione dall'Egitto. Iosef aveva 30 anni quando si presentò davanti al faraon, re dall'Egitto. Da spo Iosef si slontanò dal faraon e al passà fur par fur tutte la tiere dall'Egitto. Tra i 7 anni di abbondanza la tiere buttà tant che mai. E lui all'ingrumà tutte le robe dai 7 anni, quanche te regione dall'Egitto. E iere grande abbondanza, e al mette via la robe tes citas, mettinti in ogni città la robe de campagne d'ulintor. Iosef al mette via il formento come il salvalon dal mar, tante potant che non si arrivava più innanzi a sta da ura e conz, parce che andiere un disordine sproposetat. Prima che arrivasse l'anno de miserie, Iosef ha avuto 2 frutti, parturiz di Asenat, figlie di Potifere, predi di On. Iosef gli mette non al prim Manasse, parce che, dissal, Dio mi ha fatto dismenteare me pene e tutte la fame di mio pari. Al secondo gli mette nom Efraim, parce che, dissal, Dio mi ha dato fortune te tiere de me disgrazie. Po a finire in 7 anni di abbondanza, che ieri in stat te tiere dall'Egitto, proprio come che aveva detto Iosef, e a scominciare in arrivà i 7 anni di miserie. E fu miseria dappertutto, ma in tutto l'Egitto non mangiava il pan. Però anche la tiere dall'Egitto partì la fame, e il popolo alberlà al faraon che voleva pan, e il faraon urdisea a duce egizians, l'ait di Iosef, e faseit ce che us dis lui. La fame regnava su tutte la tiere. Allora Iosef al viaggiare duci di puesis di forment, e al vendè il forment agli egizians, intanto che la fame cresceva in tutte la tiere dall'Egitto. Arrivavano in Egitto di ogni bande per comprare formenti Iosef, parce che in tutto il mondo regnava una miseria di fapore.